Da ieri sono iniziati i lavori in via del Boschetto che vedono la preparazione di un'area per una prossima riqualifica nell'ambito 2 di urbanizzazione all'interno della zona Forte Penzo per il progetto speciale numero 6. Oggi trattori e ruspe stanno togliendo gli alberi e ciò sta scatenando in una parte dell'opinione pubblica un putiferio. Si tratta di un'area un tempo dedita alla coltivazione, attività da anni dismessa, ma tenuta in una buona condizione di pulizia da parte della proprietà. L'idea dell'urbanizzazione dell'area non è recente e i lavori sono accompagnati da regolari e necessarie autorizzazioni. Nonostante la proprietà stia lavorando all'interno della legalità, i lavori sono accompagnati da un clima di notevole insofferenza anche sui social, con tanto di invito a scendere in piazza per far sentire la voce del popolo ecologista, a quanto pare radicale, che si sta facendo portavoce di un movimento a favore del verde senza se e senza ma. Movimento che, come si denota anche in altre conversazioni, non sembra tenere in alcuna considerazione invece i diritti che derivano dalla proprietà. La supposizione che in quell'area venga costruito un supermercato, ma sono anni che ormai l'idea sembra sia stata abbandonata. Ciò non toglie che alcune voci facciano capire senza troppi sottintesi che l'interesse che si sta facendo in occasioni come queste sia quello personale di qualche amministratore. Accuse molto importanti se non sono suffragate da qualche prova eloquente. Le finestre sulle facciate di Palazzo Granaio stanno prendendo forma, ma non sembra che stiano incontrando il favore dei cittadini che le vedono troppo semplici, soprattutto diverse per linea rispetto al foro, essendo rettangolari quando la forma della finestra è invece in stile veneziano. I serramenti sono stati scelti in accordo con la soprintendenza e sono gli stessi che possiamo ammirare al Fondaco dei Tedeschi a Venezia. Sicuramente il costo di uno e dell'altro serramento hanno contribuito a fare la differenza nella scelta, ma a quanto ci comunicano, la finestra rettangolare a coprire la luce acuta è molto frequente anche a Venezia. I lavori al palazzo sono iniziati una decina d'anni fa e vedere l'approssimarsi della loro fine è comunque una notizia che non può fare a meno di apprezzarsi. Ieri è stata inaugurata allo Studio G1 l'esposizione che si concluderà con l'asta al rialzo delle opere che vi si trovano. Da quando ha aperto la sala espositiva, ogni artista che ha potuto usufruire dello spazio ha lasciato una propria opera in cambio dell'ospitalità, arricchendo la collezione. Si tratta di artisti locali o legati in qualche modo a Chioggia, di diverso valore artistico e di diverso stile, e le opere che hanno lasciato hanno un importante valore. Allo Studio G1 c'è Nella Talamini che ci accoglie alla Galleria d'Arte per la collettiva di quadri con un'asta al rialzo. Qua sono state esposte le opere degli artisti che hanno appunto usufruito dei locali per fare le loro esposizioni durante questa stagione. In cambio ognuno di loro ha lasciato un quadro per essere venduto. Cosa succede adesso? Allora, queste opere di artisti di vari livelli di
varia bravura, ma tutte quante interessanti, vengono messe in un'asta a offerta libera. Praticamente ogni artista ha una quotazione che è stata ridotta di 1/3 e da quella si parte con l'offerta personale. In pratica noi abbiamo qui nella galleria un foglio nel quale c'è citato il nome dell'artista, la quotazione di partenza e chi è interessato scrive la sua offerta con vicino il suo numero di telefono. È una buona occasione per avere delle opere di ottimo livello a pochi soldi e fare anche del bene, perché il ricavato andrà alle opere dei salesiani, diciamo, per la gioventù qui a Chioggia e in Ucraina, quindi è un momento buono per fare qualcosa di buono e anche avere qualcosa di bello. A Padova, la sede di Azienda Zero, il nucleo dell'Organizzazione Sanitaria del Veneto che si trova in passaggio Gaudenzio, e la sede dell'Agenzia delle Entrate sono state imbrattate da ignoti, i quali hanno voluto esprimere il proprio parere sui vaccini scrivendo «I Vax uccidono, il vero virus è il nazismo e Zaia carnefice nazista». Uno sfregio tanto becero quanto inutile, ha commentato il presidente della Regione Veneto, ultimo di numerose testimonianze di un clima d'odio che sta avvelenando il paese, che certo non riusciranno a scalfire l'impegno di istituzioni e amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo. Questi incivili, conclude Zaia, evidentemente non hanno imparato la prima lezione della democrazia, che è contrastare le idee con altre idee e non con la violenza. La pista ciclabile inaugurata la scorsa estate dall'amministrazione Ferro, che permette di raggiungere da Brondolo la parte al di là della ferrovia dove c'è il Clodì e il McDonald's, grazie al sottopassaggio, è stata oggi teatro di un incidente in cui è rimasta coinvolta una donna. Si tratta di una rider della Glovo caduta andando a urtare il cordolo. Questa struttura non sembra essere molto visibile, infatti non è l'unico incidente accaduto in queste circostanze. Non aveva il casco, anche se sarebbe una buona norma, soprattutto per chi pratica questa attività lavorativa per la quale ci si trova a passare la maggior parte della giornata in sella a una bici in mezzo al traffico. Al momento non abbiamo notizie sulle sue condizioni di salute. La sua bici è rimasta nella vicina carrozzeria Fiorentini. I cordoli sono stati segnalati all'amministrazione per la loro pericolosità, chiedendo di intervenire per mitigarla, evidenziandone la presenza.